Io credo che lo scenario sia totalmente aperto e quindi che possa esserci qualsiasi fine. Io mi auguro che il tutto si rientri, noi, valutate quelle che saranno oggettivamente le responsabilità, dovremo valutare, lo farà il Consiglio di garanzia, dovrà valutare qualsiasi sia qualsiasi anche ipotesi che vanno dalla più leggera alla più pesante. Tutti gli scenari aperti all'interno del partito, compreso quello che potrebbe essere più clamoroso, l'espulsione. Lo dice con amarezza il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, perché Gio Formaggio è un amico, ma, lo ribadisce fin da subito, Milena Cecchetto in questo caso è una vittima, qualunque sia la portata effettiva dell'accusa. Il caso ha già fatto danno mediaticamente. La sospensione degli incarichi regionali e provinciali del partito potrebbe essere soltanto il primo passo, anche se la speranza in casa dei meloniani è nella sepoltura dell'ascia di guerra. Sembra tuttavia difficile vista la posizione netta di Milena Cecchetto, che fa intendere di volersi muovere anche per altre vie, non soltanto politiche. Nessun passo indietro, anzi rincara: Formaggio mi molesta da anni. Tutti abbiamo la grandissima necessità di sapere cosa è avvenuto, di fare un approfondimento serio e poi eventualmente di valutare anche altre prese di posizione. Credo che sia importante trovare la verità e poi anche nell'interesse poi di tutti riuscire ad essere quanto più giusti possibile nella valutazione di un tema come questo. Per Fratelli d'Italia in Veneto è forse il momento più duro da quando il vento in poppa del voto li ha proiettati oltre la Lega, tanto da spingere qualcuno alla dietrologia più cinica, un attacco strumentale a orologeria per delegittimare avversari scomodi? Io ho troppa fiducia nel genere umano per pensare che qualcuno possa arrivare a una cosa così abominevole, quindi non credo.